Aldo Locurto è un medico agrigentino impegnato da decenni in iniziative di volontariato e soccorso nei 5 continenti. L'opera, alquanto meritoria quanto preziosa, è tramandata adesso attraverso delle videoproiezioni. Oggi, dalle ore 18 in poi, ad Agrigento, al Parco Letterario Caos, nei pressi della casa natale di Luigi Pirandello. Ascoltiamo in proposito lo stesso Aldo Locurto. Ad Agrigento, al Parco Letterario Caos, dalle ore 18 in poi, il medico Aldo Locurto presenta delle videoproiezioni. Di che si tratta? Ma si tratta di un diario di viaggio che fa vedere non tanto gli aspetti paesaggistici dei paesi in cui io opero come medico volontario a titolo individuale, ma fa vedere aspetti sociali, aspetti che fanno riflettere sulla possibilità di dare un significato alla professione medica non solo dal punto di vista prettamente professionale con la visione del medico occidentale, ma anche come servizio gratuito prestato in tutti i continenti. In particolare mi preme sottolineare l'esperienza che ho avuto nel 1987 a Calcutta con Madre Teresa, dove c'è stata la possibilità di approfondire la sua conoscenza operando come chirurgo plastico nel suo lebbrosario. È stata sicuramente un'esperienza di cui parliamo oggi, anche se qualcuno è interessato alla sua figura, anche perché quest'anno la Madre Teresa di Calcutta sarà dichiarata santa. Si tratta di attività collegate ad un'associazione internazionale oppure si tratta dell'iniziativa del singolo? È un'iniziativa del singolo che tra l'altro mi trova coinvolto per 6 mesi ogni anno da circa 30 anni. Io faccio il medico di famiglia in provincia di Como, sono di origine agrigentina, sono cresciuto qui ad Agrigento, ma dopo avere conseguito il diploma al liceo classico Empedocle, poi io ho iniziato a studiare a Pavia e da lì poi ho iniziato a professare come medico della Mutua in provincia di Como, però sempre con uno sguardo ai paesi in via di sviluppo, per cui alla fine ho deciso di dedicare 6 mesi all'anno a vari paesi in tutti i continenti. Nella mia vita io ho prestato servizio in circa 50 paesi, scegliendone poi 6 che vedo regolarmente ogni anno.